Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Blitz antimafia nel catanese, la famiglia mafiosa Santa Paolo Ercolano con violenze e pestaggi imponeva le estorsioni e gestiva anche lo spaccio di droga a San Pietro Clarenza e Belpasso, 9 arresti. A Belmonte Mezzagno, nel Palermitano, 2 carabinieri sono stati aggrediti al termine di un controllo di routine. Vi mostriamo le immagini dell'aggressione. A Catania la droga viaggiava su un tir proveniente dalla Spagna nascosta nelle casse della frutta. Sequestrati dalla polizia 280 kg di marijuana e hashish, 2 arresti. Scandalo sanità a Trapani, 1000 esami istologici da analizzare, pazienti in attesa da mesi e nessuna comunicazione all'assessorato. Furioso Schifani, la regione affiancherà l'ASP per recuperare l'arretrato. Pronto soccorso di Modica al collasso, turni massacranti per i medici e grandissimi disagi per i pazienti. Catania, i tanti problemi dei quartieri San Giovanni Galermo e Trappeto, pochi servizi e tanto degrado. Il Gattopardo, inizia la serie TV, siamo andati a scoprire uno dei luoghi simbolo del romanzo di Tommasi di Lampedusa e del film Il Palazzo Biscari di Catania. Calcio, recuperati Gerardi e Montalto, il Catania prepara la trasferta a Latina. Addio a Bruno Pizzuli, icona del giornalismo sportivo, militò nel Catania in gioventù. Blitz antimafia nel catanese, ben trovati con violenza e pestaggi. La mafia imponeva le estorsioni e gestiva lo spaccio di droga a San Pietro Clarenza e Belpasso. Gli incontri avvenivano nella macelleria equina del boss Sant'Onofrio. 9 arresti nel clan Santa Paola Ercolano. Giusy Lazzara. La mafia violenta, la mafia del pizzo e della droga. Feroci i referenti del clan Santa Paola Ercolano a San Pietro Clarenza e Biancavilla nel catanese, che vessavano commercianti e gestivano le piazze di spaccio. 9 gli arresti nel blitz dei carabinieri che hanno smantellato la rete tossica dell'organizzazione. Il gruppo manteneva rapporti con altre cosche e teneva una cassa comune per sostenere gli affiliati detenuti. Ma non si muoveva foglia se non voleva Orazio Sant'Onofrio, titolare di una macelleria equina al vertice dell'organizzazione dal 2016. Secondo gli inquirenti, il macellaio di San Pietro Clarenza, così dalle intercettazioni durante le estorsioni, organizzava gli incontri nella sua macelleria, dove venivano convocati anche commercianti taglieggiati. Sant'Onofrio si sarebbe occupato in prima persona del recupero crediti, intervenendo in vicende per le quali alcuni imprenditori richiedevano il suo intervento, mettendo in atto vere e proprie intimidazioni, anche con l'uso della violenza. Quando non si poteva pagare con il denaro, si dovevano comunque fornire generi alimentari da destinare agli affiliati in difficoltà. Lo spaccio di marijuana invece era gestito da Alfio Caruso, ritenuto dagli inquirenti braccio destro di Sant'Onofrio. Durante le indagini sono stati eseguiti 3 arresti in flagranza di reato per estorsione aggravata, liberando così un imprenditore per anni vessato dagli strozzini. L'operazione Old Horse, vecchio cavallo, è partita dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e dalle precedenti operazioni Sotto Scacco e Black Lotus. A Belmonte Mezzagno, nel Palermitano, 2 carabinieri sono stati aggrediti al termine di un controllo di routine. Vi mostriamo adesso le immagini dell'aggressione con Marco Gullà. Un'aggressione violenta nei confronti di 2 carabinieri. Siamo a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. 2 carabinieri della compagnia di Misilmeri sono stati aggrediti durante un controllo di routine. Gli aggressori, un padre di 48 anni e suo figlio di 17, sono stati arrestati dai militari e accusati di minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Il tutto è nato da un controllo fatto dai carabinieri che hanno scoperto che uno scooter risultava rubato. Il giovane di 17 anni, già fermato per il controllo, ha reagito minacciando i militari con delle forbici e cercando di tagliare le fascette di plastica utilizzate per sequestrare il veicolo. In questo frangente è intervenuto il padre, noto anche per i suoi numerosi precedenti penali, che ha aggredito, come vediamo, uno dei carabinieri da dietro. Le forze dell'ordine hanno prontamente reagito, arrestando il ragazzo, che è stato trasferito al carcere minorile Malaspina di Palermo, e il padre, per il quale è stato disposto l'obbligo di firma. Oltre 280 kg di droga sono stati sequestrati dalla polizia su un tir che viaggiava sulla Messina-Catania. Sono stati arrestati 2 corrieri. Ecco dove l'avevano nascosta. Lorena Dolci.
Un camion carico di cassette di arance, niente di più normale da trovare in Sicilia, ma fra tarocchi, navel e mandarini quel carico nascondeva la sorpresa. Gli agenti della squadra mobile di Catania lo aspettavano da tempo. Le indagini e indizi raccolti parlavano di un auto articolato proveniente dalla Spagna con un grosso quantitativo di droga. Quel tir che trasportava casse di frutta corrispondeva al mezzo segnalato, così i poliziotti sono entrati in azione. Lo abbiamo poi fermato lungo la direttrice Messina-Catania e lo abbiamo trasportato in porto. Qui è stato scaricato l'intero contenuto del mezzo e con l'ausilio di unità cinofili antidroga della Polizia di Stato abbiamo individuato 12 casse di arance, al cui interno erano stati abilmente occultati in alcuni scatoloni e in alcuni borsoni e numerosissimi involucri termosaldati di sostanza stupefacente. Alla fine saltano fuori 248 kg di marijuana e 34 di hashish. I 2 corrieri, uno spagnolo e una donna colombiana, sono stati arrestati. I vigili del fuoco stanno cercando a Catania un uomo di 53 anni scomparso ieri sera intorno alle 21 nella zona della Playa. Alle ricerche in mare e sulla terraferma partecipano con l'ausilio dei droni e l'appoggio di un posto di comando avanzato i nuclei sommozzatori di Catania e Reggio Calabria, la sezione navale e il nucleo cinofili. E adesso parliamo di sanità. Ci sono ancora 1000 pazienti all'ASP di Trapani che attendono il referto istologico da mesi. Ieri, intanto, nel corso della riunione alla Regione ci sono stati momenti di grande tensione. Nessuno ha mai avvertito l'assessorato di questi problemi. Alla fine dell'incontro è stata presa la decisione che la Regione affiancherà l'ASP per recuperare tutti questi ritardi. Laura Spanò. 1000 referti istologici da analizzare e consegnare, questo è l'arretrato dell'ASP di Trapani con pazienti in attesa da mesi. Molteplici le segnalazioni raccolte poi dall'Associazione Codici di Trapani di cittadini che lamentano ritardi e tra loro il signor Salvatore Torregrossa. Il caso più rilevante è quello di un cittadino cui figlio il 6 settembre 2024 si sarebbe sottoposto a un esame istologico presso l'ospedale di Trapani e ancora oggi sarebbe stato riferito, quindi dopo ben 8 mesi, gli sarebbe stato riferito di attendere ancora altri 10 giorni. Come associazione consumatori daremo tutta la tutela legale possibile a queste famiglie. Intanto, per porre fine alle criticità riscontrate nella consegna dei referti istologici, l'assessorato alla salute affiancherà l'ASP attraverso tutta la rete del sistema sanitario regionale per consentire l'azzeramento dell'arretrato e dopo l'ispezione emerge il dato allarmante: non sono 244 gli esami istologici da refertare all'ASP trapanese ma 1 migliaio, un risultato che ha irritato il governatore Renato Schifani e l'assessore alla salute Daniela Faraoni, che hanno incontrato il direttore generale dell'ASP Ferdinando Croce e il direttore sanitario Danilo Greco. Al momento niente dimissioni dei vertici della sanità trapanese, la priorità è smaltire l'arretrato. Al governo regionale non hanno gradito però la mancata comunicazione tra ASP e assessorato. L'emergenza non doveva essere taciuta. Il manager Croce ha lasciato intendere che la responsabilità è dell'ex primario di anatomia patologica in pensione da novembre, accusato di avere segnalato il problema solo a luglio. Ora la stessa accusa viene però mossa all'ASP che, pur avendo attivato convenzioni con strutture pubbliche e private, non è riuscita a smaltire l'arretrato. Pronto soccorso di Modica al collasso, turni massacranti per i medici e rischio di vita per gli utenti. L'allarme è stato lanciato più volte negli ultimi mesi ma è caduto nel vuoto. Si richiede adesso l'intervento della Regione. Sentiamo Veronica Barbarino. Notte di emergenze, ambulanze a sirene spiegate provenienti dalla zona sud della provincia di Ragusa e del Siracusano arrivano al pronto soccorso di Modica. Dentro però la situazione è al limite. Per coprire le ore notturne ci sono appena 2 medici più il primario. Interviene ancora una volta il sindaco di Pozzallo, ex primario di questo pronto soccorso, che ritiene ormai improcrastinabile l'intervento dell'assessore regionale alla salute. Non si tratta di garantire soltanto la salute di un intero territorio, ma si tratta di garantire anche la vita di migliaia e migliaia di utenti che in questa situazione attuale rischiano molto, perché ai medici dobbiamo dare la possibilità
dei riposi compensativi, dobbiamo dare la possibilità della serenità, perché soltanto in questo modo si possono affrontare le gravi emergenze sanitarie. Anche il sindaco di Modica interviene e ringrazia il sacrificio degli operatori e la comprensione degli utenti. Già in contatto con i vertici sanitari, si dice disponibile ad ogni tipo di interlocuzione. E dall'ASP di Ragusa si ammettono le difficoltà e si assicura che si sta lavorando per trovare una soluzione. Una delle misure adottate è stata infatti l'avviso pubblicato lo scorso 21 febbraio per il conferimento di incarico libero professionali a medici da destinare ai pronto soccorso, con candidature aperte fino al 31 dicembre. Basterà? Adesso andiamo a Catania e le sue periferie dimenticate, grido d'allarme del quarto municipio alle prese con 1000 problemi. I consiglieri dicono siamo in un mare di guai. Tonino De Mano. In alcune abitazioni manca ancora il gas, in altre è stato ripristinato dopo settimane e settimane di snervante attesa. Ma l'esplosione che ha sventrato 2 palazzine in via Fratelli Gualandi a Trappeto Nord è solo la punta di un iceberg di un quartiere che resta ai margini di Catania. Basta fare un giro nel quarto municipio per rendersi conto quanto sia lontano il centro cittadino e quanto i servizi lascino a desiderare. Dalle strade Groviera alla spazzatura, dalle piazze abbandonate alle bambinopoli, dove però è sempre raro vedere dei ragazzini. È stato bruciato uno scivolo completamente e non si è fatto niente. Così è, così era e così è rimasta. Non c'è niente. Dove li porta i ragazzini? Qua a giocare in mezzo alla terra, allo sterco dei cani? È bipartisan il grido d'allarme dei consiglieri di municipalità. Abbiamo anche una barca che simboleggia come San Giovanni Calermo sia in un mare di guai, non ci facciamo mancare nulla, dalla completamente assenza di gas a rifiuti di vario tipo. Io invito il sindaco a venire nel consiglio del quarto municipio perché da 2 anni a questa parte non è mai venuto. Non le mandano a dire i consiglieri di municipalità in quota Forza Italia e Fratelli d'Italia. Noi chiediamo al Presidente Cavallaro di farsi portavoce con il Sindaco di asfaltare queste strade perché effettivamente sono molto pericolose. La colpa io non la do al Sindaco ma la do al mio Presidente che non riesce a portare le esigenze che ha bisogno questo quartiere. E se un problema tira l'altro, ci spostiamo in via Beata Giovanna Jugan per mostrarvi lo stato d'abbandono di questo slargo dove gli alberi rappresentano soltanto un pericolo, senza contare che le folte chiome hanno ormai nascosto persino l'illuminazione pubblica. E oggi torna l'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania Trantino in diretta su Telecolor subito dopo questo nostro telegiornale. Per le vostre domande, segnalazioni e lamentele scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005 oppure inviate una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo dunque su questa rete subito dopo il nostro telegiornale. E adesso andiamo avanti, la Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato oltre 22.000 pezzi di dispositivi auricolari e smartwatch contraffatti che riproducevano fedelmente i modelli registrati Apple e Samsung. Sequestrati anche centinaia di articoli con false firme di noti brand, tra cui occhiali da sole ma anche giocattoli. La titolare dell'attività commerciale, una cinese, era in Italia in maniera irregolare perché il suo permesso di soggiorno era scaduto. I prodotti contraffatti sono stati sottoposti a sequestro penale e la responsabile è stata denunciata all'autorità giudiziaria. Anche la politica adesso vuole chiarimenti sulla presenza di una flotta russa fantasma al largo di Augusta e gli scambi di greggio, ma ci dice di più Lorena Dolci. Il giallo delle navi fantasma russe arriva in Parlamento. Sugli scambi di greggio al largo di Augusta, su cui indaga la DDA di Catania, arriva adesso la richiesta di una commissione speciale d'inchiesta sul petrolchimico, con l'interrogazione del vicepresidente della Camera, che si aggiunge a quella al Senato sul rispetto delle previsioni del Golden Power da parte di Goi Energy, la società cipriota proprietaria della raffineria ISAB di Priolo Gargallo. Ad accendere i riflettori sulla flotta fantasma russa, che
Che si sarebbe approvvigionata di greggio in acque internazionali per eludere l'embargo era stata la trasmissione Report, poi le indagini della magistratura che avrebbero portato alla luce un sistema di gestione dalle linee opache e pericolose sia per la salute pubblica che per l'ambiente, ha detto Ismaele Lavardera di Controcorrente, annunciando insieme al collega Dem Tiziano Spada la richiesta di una commissione speciale regionale. Dal vicepresidente della Camera ed ex ministro dell'Ambiente Sergio Costa l'interrogazione che chiede al governo quali azioni intenda adottare per identificare e sanzionare le navi coinvolte e vigilare sulle società italiane che hanno fornito assistenza e rafforzare i controlli in mare e nei porti. E adesso parliamo della strage di Ustica. Il DC-9 Itavia, in rotta da Bologna a Palermo, precipitato nel giugno dell'80, fu abbattuto durante una battaglia aerea nei cieli di Ustica, ma non è stato possibile risalire alla nazionalità dei caccia che ne causarono l'abbattimento. E così la Procura di Roma ha chiesto adesso l'archiviazione anche dell'inchiesta bis. Risultato: 81 vittime resteranno senza giustizia. Manlio Viola. La strage di Ustica resterà senza colpevoli. Gli 81 passeggeri del DC-9 Itavia, precipitato la sera del 29 giugno 1980 nel Mar Tirreno, non avranno giustizia. La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta bis, anche se i PM ritengono che lo scenario sia ormai chiaro. Quella sera nei cieli di Ustica si verificò una battaglia aerea, mentre non c'è traccia che porti alla pista della bomba esplosa a bordo. Secondo il quotidiano La Repubblica, la Procura romana non sarebbe riuscita a identificare la nazionalità dei caccia in assetto da guerra che quella sera erano nei cieli di Ustica e che avrebbero provocato l'abbattimento dell'aereo diretto da Bologna a Palermo, e dunque non sono identificabili i responsabili di quella strage. Non sono state utili neanche le 2 rogatorie internazionali negli ultimi anni con la Francia e con gli Stati Uniti. Poca trasparenza e collaborazione a singhiozzo fornita dai paesi ai quali l'Italia si è rivolta, con informazioni incomplete, non riscontrabili, in alcuni casi addirittura fuorvianti. Dura la reazione di Daria Bonfietti, la presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime di quella strage. Con grande dolore e delusione apprendo la richiesta della Procura di Roma di archiviazione dell'indagine aperta nel 2008, dice la Bonfietti, dopo le dichiarazioni dall'allora presidente Cossiga, che indicava aerei francesi come responsabili dell'abbattimento del DC-9 Itavia. Delusione per i tanti anni di indagini e sforzi di magistrati e avvocati che non hanno ancora potuto portare alla completa verità. Ci fermiamo per qualche istante, ci rivediamo tra poco per parlare anche del Gattopardo. A tra poco. A Catania i volontari della Caritas diocesana, accompagnati dal direttore Don Nuccio Puglisi, hanno consegnato dei beni alimentari di prima necessità alla Moschea della Misericordia, la più grande del Mezzogiorno d'Italia, presente da oltre 20 anni nel quartiere storico della Civita in piazza Cutelli. Ad accoglierli l'imam Kate Abdel-Hafid e diversi fedeli che utilizzeranno gli alimenti assieme ad altre donazioni per preparare ogni sera i pasti in moschea dopo la rottura del digiuno che dura dall'alba al tramonto nel Ramadan, un appuntamento che ormai è decennale e che consente di manifestare cura e attenzione in maniera concreta nei confronti di quei musulmani che questo mese non potranno usufruire della mensa dell'Help Center della stazione centrale di Catania. I fasti dell'Ottocento siciliano tornano a rivivere grazie alla serie Il Gattopardo, da oggi in onda su Netflix. Protagonista una fiera Sicilia a cavallo tra 2 mondi e le più belle location dell'aristocrazia dell'epoca, come il Palazzo Biscari di Catania, dove è andata per noi Eva Spampinato. Il Gattopardo si sente invaso. La preghiera vi sgombrerà. La serie evento che fa rivivere i fasti dell'Ottocento siciliano è finalmente disponibile su Netflix. Dopo tanta attesa creata attorno al rifacimento del celebre film di Luchino Visconti, il giorno del Gattopardo è arrivato. Catania fa la sua bella parte nel rappresentare questa Sicilia gattopardesca. E noi siamo andati a scoprire uno dei luoghi simbolo del romanzo di Tommasi di Lampedusa e del film Il Palazzo Biscari di Catania, alla ricerca di qualche racconto inedito. Siccome il film poi è stato girato con ambientazioni chiaramente dell'epoca, quindi c'erano delle candele accese, quando si partiva con le riprese i condizionatori venivano staccati per poter tenere le candele, diciamo il lume della candela e la fiamma ferma. È chiaramente un caldo incredibile. Lui
è Sergio D'Arrigo, nobile catanese e cultore cinematografico, che nella serie TV interpreta il double, ovvero il doppio, del principe di Salina, Kim Rossi Stuart. Forse direi anche il primo siciliano che ha questo ruolo di principe di Salina. Il principe vero, Ruggero Moncada, invece, ci racconta le scene girate qui. Le arrive delle carrozze, la salita per la scalinata. Il ballo è il primo organizzato dai garibaldini sbarcati in Sicilia. In 2 giorni di riprese hanno fatto le scene del ballo da tutte le angolazioni. Per rendere tutto più autentico, 1860 la truppa ha cambiato persino la carta alle pareti. Il salone aveva delle pannellature che venivano sostituite spesso, cioè quando la principessa si faceva un vestito ci accoppiava i tessuti da parete. Il poter rinnovare gli addobbi, le cose dava la sensazione proprio dello sfarzo e dello stupore che questo salone provocava. Adesso parliamo del Carnevale di Acireale. Si è chiusa una edizione dai grandi numeri, l'opera in cartapesta vincitrice dell'edizione 2025, il Rogo di Re Burlone, ha chiuso definitivamente la manifestazione con quasi 73.000 biglietti venduti. Eva Spampinato ancora. Utopia è l'opera in cartapesta vincitrice del Carnevale di Acireale, realizzata dalla Costruzioni Cavallaro. Il capovolgimento della parola utopia rappresenta un mondo perfetto ma irraggiungibile. L'utopia invece è uno scenario bello e possibile. Il carro allegorico affronta il tema della guerra e del coinvolgimento del mondo intero, ponendo la domanda: può la grande pace essere un'utopia per l'intero mondo? Con il Rogo di Re Burlone si chiude l'edizione 2025 del Carnevale di Acireale, un'edizione dai grandi numeri con quasi 73.000 biglietti venduti e migliaia di visitatori, tra cui moltissimi giovani e famiglie che hanno potuto rivivere appieno la magia di uno dei carnevali più importanti d'Italia. Durante i 3 intensi weekend di festeggiamenti, i carri allegorici hanno incantato il pubblico con la loro maestosità, frutto del talento e della dedizione dei maestri carristi acesi. Le imponenti opere in cartapesta, simbolo di maestria artigianale e creatività, raccontano storie, tradizioni e temi attuali. Hanno colorato le strade e le piazze della città, regalando emozioni e spettacoli indimenticabili. Adesso una pausa, poi il calcio con il Catania. A tra poco. Eccoci al calcio, allenamento mattutino per il Catania che prepara la trasferta di Latina, in programma sabato pomeriggio Toscano, recupera Gherardi e Montalto, quasi sicuramente anche De Paoli. Il club invece ha ricordato Bruno Pizzul. Francesco Triolo. La necessità di dare una sterzata al campionato, quella che non è arrivata contro il Foggia. Il Catania deve svoltare anche per evitare brutte sorprese e scivolare fuori alla zona playoff, che adesso diventa un obiettivo irrinunciabile, l'ultimo per la stagione dei rossazzurri. Il pareggio contro il Foggia ha lasciato strascichi di delusione nell'ambiente etneo, questo è stato evidente e per questo la trasferta di sabato a Latina contro una squadra in piena lotta per la salvezza diventa un bel banco di prova per la squadra del Mimmo Toscano. Il tecnico anche questa settimana deve fare sempre i conti con diversi assenti, anche se può sorridere per il ritorno dopo il turno di squalifica di Gherardi, mentre Stoppa dovrà scontare il secondo turno. Dovrebbero tornare a disposizione anche gli attaccanti De Paoli e Montalto, quest'ultimo è già rientrato in gruppo dopo l'attacco febbrile e se il percorso di recupero dovesse proseguire senza intoppi potrebbe rientrare anche Dal Monte, fermo dall'infortunio rimediato a Cerignola. Potrebbe essere un ritorno importante per dare maggiore imprevedibilità in fase offensiva. L'allenamento di questa mattina ha dato maggiori indicazioni a Toscano, anche se sino a venerdì mattina, giorno della rifinitura, potrà avere ulteriori indicazioni. E oggi dal Catania non poteva mancare un ricordo di Bruno Pizzul, ex giocatore rossazzurro dal 1958 al 1960, icona del giornalismo sportivo e voce storica della nazionale, lo definisce il club etneo, che lo ricorda per lo stile della cronaca e per la capacità di esprimere l'emozione di tutti, con un'impeccabile misura di partecipazione e sobrietà. E come abbiamo sentito ci ha lasciato Bruno Pizzul, prima di diventare il numero 1 dei commentatori di calcio aveva giocato a Catania indossando la maglia rossa-azzurra. Vogliamo proporvi anche il ricordo del collega della Sicilia Giovanni Finocchiaro. L'incontro con Bruno Pizzul, eravamo a Vittoria nel 2008 ai premi del calcio siciliano.
e andai lì come inviato del giornale per intervistare Marcello Lippi e appunto Bruno Pizzul. Mi diede subito l'impressione di una persona umile, nonostante passato e presente importanti, era inarrivabile per me, per tanti di noi che abbiamo abbracciato questa professione, e ci rincontrammo tantissime volte in giro per l'Italia quando seguivo il Catania che era in Serie A, ma soprattutto al Cibali, al Massimino, lo vedevo muoversi come se fosse casa sua, perché lì ci aveva giocato. Era rimasto molto molto legato a quell'esperienza, mi raccontava spesso degli episodi, delle partite, gli allenamenti, il rapporto con i tifosi. Era molto amato a Catania. Bene, ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buon pomeriggio, vi ricordo l'appuntamento con il sindaco subito dopo questo telegiornale. Buon pomeriggio.